prima o dopo viene. Ci sono anche Gallozzi, esterno di destra. Sì, oggi non avevamo Jelenic che era reduce dalla partita con l'Under di ieri, e Gallo è un giocatore che per caratteristica può anche ricoprire quel tipo di ruolo con le sue qualità, non con quelle di Lazarevic o di Usman, insomma, deve fare quello di cui è capace e l'ha fatto bene. Quali sono queste qualità in particolare? Gallo è un giocatore bravo ad attaccare la profondità, a gamba, può dare una mano in fase difensiva perché è più centrocampista che attaccante, quindi fatto a modo suo è un ruolo che può ricoprire. Puoi dare una valutazione complessiva della prestazione dei due Padova? No, anche oggi insomma è stata settimana quasi tipo perché abbiamo cominciato un giorno prima, però questa sostituisce la classica amichevole infrasettimanale, l'abbiamo fatta contro una squadra di Serie D perché insomma perché sia un test più attendibile per noi anche dal punto di vista agonistico, quindi siamo contenti, i ragazzi sono applicati nel fare le cose solite, poi c'è qualcuno che magari soffre un po' di più il lavoro, qualcuno meno, ma non è importante. L'amichevole è stata senza dubbio positiva. Padei è un giocatore che per caratteristiche fisiche entra subito in condizione, lui è già in condizione, sì, forse nella tenuta, nel senso che scatta sempre, quindi 90 minuti a questa intensità qua non è facile tenerli, però più partite fa e più alza il suo minutaggio, ma è un giocatore che già sta bene da questo punto di vista. Andremo a scemare dal punto di vista dell'aspetto fisico da qua a domenica prima di fare la Coppa, quindi domenica arriviamo a posto fisicamente. È mancato un po' di precisione? Sì, oggi diciamo l'ultimo giorno di carico della settimana, quindi siamo arrivati un po' pesanti, non siamo preoccupati. L'importante è trovarla quando serve. Adesso domenica insomma è il primo vero test ufficiale, diciamo così, anche se... Ci teniamo a passare il primo turno e perché comunque è una competizione importante e perché ci consentirebbe di fare 2 partite vere prima della Sampdoria, quindi assolutamente un impegno che sinceramente aspettavamo, anche perché la fase di transizione, di amichevoli, di ritiro lascia sempre il tempo che trova, insomma ci aspettiamo tutti le prime conferme e domenica abbiamo la prima, ma ci arriviamo preparati. Ecco, dal punto di vista anche della coesione del gruppo, visto che si è cambiato tanto, come li vedi? Lo so che poi bisognerà giocarle le partite. Sì, no, siamo già a buon punto perché abbiamo preso tutti i giocatori diciamo abituati a fare questo sistema di gioco, quindi da questo punto di vista è stato più semplice il lavoro, o meglio più svelto. Poi è normale, ne abbiamo cambiati tanti, quindi trovare confidenza, trovare feeling nella giocata, capire prima cosa fa il compagno, questo man mano che passa il tempo più lo affiniamo. Senti, Milanetto nel primo tempo e Italiano nella seconda giocano praticamente nella stessa posizione. Si prospetta un dualismo o pensi di solito? No, sono 2 giocatori che giocano nella stessa posizione, con loro ho parlato ma in modo assolutamente tranquillo e trasparente. Sono 2 calciatori fuori categoria per me in Serie B, io ho la fortuna di averli tutti e 2 a disposizione. Non fate un calcolo, come ho letto da qualche parte, che uno ne fa 20 e l'altro ne fa 20, non funziona così, funziona che quando ho bisogno di uno dei giocatori so che ho un giocatore forte in quella posizione là che mi può far fare un salto di qualità enorme, questo sì. Poi a seconda delle partite, a seconda di chi starà meglio, a seconda di chi è più funzionale per il momento, giocheranno, ma sono tutti e 2 ragazzi intelligenti, tutti e 2 ragazzi che hanno giocato
come me, perché sono vecchi come me, quindi capiscono la situazione, capiscono il momento, sono a completa disposizione del gruppo. Quindi non è un problema per me in questo momento qua avere 2 calciatori così, è un vantaggio. Certo, ma c'è già una gerarchia, c'è il fatto che abbia giocato minimamente nel primo tempo indicativo? No, non è gerarchia, c'è il problema, c'è il fatto che l'Italiano nella prima giornata di campionato è squalificato, quindi il dualismo già la prima è secco, quindi intanto penso che sia una possibilità far prendere minutaggio e confidenza a Omar, che è più nuovo di Vincenzo in questo ruolo qua, ecco, in vista della partita con la Sampdoria soprattutto. Ecco. Noi non vuol dire snobbare la Coppa Italia, vuol dire che la Coppa Italia ci deve servire comunque come partita di approccio, speriamo anche dopo il primo turno, alla Sampdoria. In questo caso qua noi con la Sampdoria italiano non ce l'abbiamo. Dal punto di vista invece dei portieri c'è questa, diciamo, 3 che lottano per una maglia, Rizzoli, Cano e Perin. Quando dovremo aspettare Genova per vedere chi giocherà titolare, oppure anche in Coppa Italia tenderai a... No, io credo che non sono mai scelte definitive, soprattutto quando si parte con una squadra in testa base al ritiro, poi solitamente non è mai quella con cui si finisce. Però un conto è fare una Coppa Italia in un infrasettimanale a novembre, che allora può succedere che abbia spazio chi gioca di meno, un conto è farla domenica, che sono partite che precedono la prima di campionato, quindi dobbiamo trovare più intesa possibile tra giocatori, e io credo che, perché se ne sento parlare a sproposito di turnover, il turnover lascia il tempo che trova, più si cambia e peggio è per me, perché più si cambia meno certezza hanno i giocatori. Questo non vuol dire che giocano sempre gli stessi, vuol dire che in generale meno si tocca e meno danni si fanno. Ma io ho la fortuna, soprattutto in determinati settori come in mezzo al campo, di avere calciatori di enorme qualità. Oggi ho schierato 2 formazioni diverse, i 3 centrocampisti del primo tempo e i 3 centrocampisti del secondo tempo giocano titolari in Serie B in qualsiasi altra squadra. Ora è un po' glissato sulla domanda sui portieri. No, per i portieri vale... Cioè lì il turnover non è una cosa positiva. No, nei portieri per me non esiste il turnover. Esiste la possibilità che quando uno ha un problema venga sostituito da un altro all'altezza della situazione, e noi abbiamo 3 portieri forti. Ci sarà sicuramente un primo, poi per il secondo e il terzo è da valutare, il primo ci sarà sicuramente. Ma l'hai già individuato il primo? Sì. Quello che è partito oggi? Lo vediamo domenica.